Ben ritrovati dalla redazione. Scenderanno in piazza il giorno della vigilia di Natale i lavoratori di Wärtsilä che hanno deciso in assemblea di organizzare un presidio di protesta tra gli alberi addobbati e i valzer viennesi di Piazza Unità. I dipendenti della fabbrica di Bagnoli ritengono giusto il momento per una nuova mobilitazione. I sindacati si appellano affinché i cittadini si stringano ai lavoratori. La decisione è presa davanti alla scadenza del contratto di solidarietà che dal 1° gennaio cesserà di garantire le maestranze. Sindacati e azienda hanno ripresentato i contatti per tentare un'intesa sull'ammortizzatore sociale, ma il confronto è alle schermaglie iniziali. Il Friuli Venezia Giulia ha una stabilità economica che non ha eguali in Italia, lo ha detto il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga nel corso della conferenza stampa di fine anno. Tracciando un breve excursus del 2023, Fedriga ha evidenziato tra le misure adottate quelle per la transizione energetica, fondi per i pannelli fotovoltaici per 100 milioni, che ha definito un successo. Si tratta di una cifra stimata più consistente rispetto alle richieste ricevute, tanto che la misura sarà confermata anche per il 2024, ha annunciato. Nei primi 9 mesi del 2023 il numero di assunzioni in Friuli Venezia Giulia nel settore privato, esclusi i lavoratori domestici e gli operai agricoli, è diminuito del 3,2% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, pari a circa 4.000 unità in meno. La provincia di Pordenone presenta il passivo più consistente con un meno 7,8%, seguita da Udine meno 4,9%, l'area giuliana più 1,9% e quella isontina più 2,7% mostrano dei moderati incrementi. Lo ha reso noto il ricercatore dell'IRES del Friuli Venezia Giulia, Alessandro Russo, che ha rielaborato a livello regionale i dati INPS. La Regione Friuli Venezia Giulia ha deciso di finanziare in maniera cospicua i servizi di trasporto pubblico locale marittimo e fluviale con una cifra che con gli ultimi emendamenti presentati in stabilità ha raggiunto quota 1,35 milioni di euro. Crediamo fermamente nell'importanza di incentivare con nuovi progetti lo sviluppo di una mobilità sostenibile alternativa ai tradizionali mezzi su gomma e rotaia. Lo ha detto Trieste l'assessore regionale alle infrastrutture e territorio Cristina Mirante durante la conferenza stampa in cui sono stati presentati i dati sui servizi del trasporto pubblico locale marittimi nel 2023 e gli interventi in programma per il 2024. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche sul Friuli Venezia Giulia, poco nuvoloso in montagna, in prevalenza nuvoloso con possibili deboli precipitazioni più probabili e frequenti sulle Alpi Carniche a confine con l'Austria con quota neve oltre i 1200-1400 metri circa. Sulle creste ad alta quota vento da sostenuto a forte da nord-ovest, temperature massime ovunque sulla regione fra 8 e 10 gradi centigradi. Ed è tutto per il momento con informazione dal nord-est. Grazie per averci seguito. A più tardi.